essere. Maxi Blitz della Guardia di Finanza di Verona, 6 arresti e decine di indagati, nel mirino il caporalato ma anche i falsi invalidi civili, tra i coinvolti un medico, 2 funzionari INPS e anche uno stesso militare delle Fiamme Gialle. Rivolta dei sindaci dei comuni capoluogo per il congelamento dei fondi per il bando periferie, il Veneto rischia di perdere 150 milioni di lavori, molti dei quali già finanziati. Femminicidio di Cavazza e domani in carcere l'interrogatorio del 35enne che ha ucciso di botte la moglie, lunedì prossimo l'autopsia sul corpo, fiaccolata in paese domani sera per ricordare la povera vittima. Irregolarità nella gestione dei migranti, indagati a Padova il viceprefetto, una funzionaria della prefettura e i titolari di una cooperativa. A Vicenza intanto una ventina di richiedenti asilo protestano davanti alla questura per avere l'aria condizionata. Sconvolge la Marca, la storia della mamma 39enne morta 5 giorni dopo aver partorito 2 gemelli, scossi anche i medici che vedranno uno psicologo. Riforma della legittima difesa, viene la prima audizione in Commissione Giustizia del Senato, presenti anche Graziano Stacchi e Franco Biro. Il tabaccaio di Correzzana dice a giorni chiude l'attività per paura e anche per pagare l'avvocato. Nelle prossime ore in arrivo temporali di forte intensità in Veneto, l'allerta della regione si estende fino a sabato mattina. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Abbiamo raccontato nella prima edizione dei nostri telegiornali di questo blitz che si stava svolgendo da questa mattina nel Veronese, il blitz della Guardia di Finanza, nel mirino delle Fiamme Gialle il caporalato, ma non solo, perché nell'inchiesta che ha portato a 6 arresti e ci sono coinvolti anche un medico, 2 funzionari dell'INPS e uno stesso appartenente alle Fiamme Gialle veronesi, si parla anche di falsi invalidi civili. Da una parte il caporalato, dall'altra i finti invalidi. Da una sola inchiesta emerge uno spaccato incredibile di malaffare. Decine di indagati e poi l'arresto del titolare di una cooperativa, di un medico, di 2 suoi collaboratori, di 2 funzionari dell'INPS e persino di un finanziere. E sono stati proprio i colleghi delle Fiamme Gialle di Soave a incastrare quest'ultimo. Blitz all'alba, 50 uomini in campo per chiudere il cerchio, un cerchio aperto 9 mesi fa, quando un minivan di una cooperativa di Soave con a bordo 12 immigrati africani utilizzati come braccianti agricoli era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale in A13 nel Ferrarese, bilancio un morto e 11 feriti. Da quel dramma gli accertamenti delle Fiamme Gialle sulla Coop di Verona hanno portato nel marzo scorso all'arresto del titolare, un cittadino marocchino che guidava una organizzazione capace di fornire manodopera irregolare a basso costo per i lavori nei campi. Le Fiamme Gialle in quel primo blitz avevano scoperto che pochissimi degli immigrati impiegati nella struttura di Soave erano in regola, ma tutti stranamente avevano un certificato di idoneità al lavoro. Se erano senza documenti, come avevano ottenuto quel certificato? Da qui si è arrivati al medico compiacente accusato di aver rilasciato i documenti senza aver mai visitato nessuno. Ma non era finita. Il professionista, un 78enne di San Bonifacio, un passato di consigliere comunale tra le file di Forza Italia, aveva altri clienti particolari. Emerge anche tutto un altro spaccato di certificati emessi, invece in questo senso non veritieri, ovvero gonfiati, se vogliamo usare questo termine, per favorire tutta una serie di persone, circa 42, quelli almeno accertati in questo breve tempo, per ottenere benefici dall'ente previdenziale INPS. Parliamo di indennità di accompagnamento, indennità di pensioni e cose varie. 42 i falsi invalidi civili scoperti dai finanzieri, tutti italiani e indagati. Nei filmati un uomo si presenta in carrozzella alla visita, poi però viene ripreso mentre si muove autonomamente in tutta tranquillità. Ogni certificato medico falso costava 150-200 euro pagabili in bustarella. Il medico non agiva da solo, operava con l'aiuto di altri 2 medici, raggiunti anch'essi dal blitz di stamane, e 2 funzionari dell'INPS, finiti ai domiciliari. Stessa misura per il più sorprendente dei coinvolti, un finanziere di Soave. Anche lui ha usufruito di questi certificati non idonei, almeno per poter rappresentato proprio alla sede del comando della Guardia di Finanza di Soave, dei certificati che riguardavano una malattia. 31 per la precisione i giorni di malattia, con 2 false attestazioni di patologie presentate dal militare, in servizio da 10 anni a Soave e amico di lunga data del medico compiacente. Per questo l'accusa nei suoi confronti è di truffa aggravata ai danni dello Stato. Adesso invece parliamo delle barricate dei sindaci dei comuni capoluogo
anche in Veneto per il decreto mille proroghe che ha portato nella votazione in Senato al congelamento dei fondi per il bando periferie, una battaglia dei sindaci che si annuncia molto forte, con mobilitazioni e incontri nei prossimi giorni. Il Veneto rischia di vedere appunto congelati 150 milioni di euro complessivamente tra i suoi lavori. Nemmeno il tempo di votare in Senato il decreto mille proroghe, che è già iniziata la rivolta dei sindaci e poco importa il colore politico, siano di destra o di sinistra, la rabbia sta montando contro la sospensione delle convenzioni del bando periferie, con la richiesta di un rinvio al 2020 dei fondi destinati ai diversi progetti per rilanciare le aree urbane. Misura votata a larga maggioranza anche, come mostrato da un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, dal senatore leghista Andrea Ostellari, dagli esponenti del Partito Democratico, che in passato con i governi Renzi e Gentiloni volle proprio il bando. In Veneto sono quasi 150 i milioni che i comuni vedono allontanarsi dalle loro casse. Per tutti parla la presidente di ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello. Ci preoccupa molto quanto sta succedendo. Il rinvio, dice, rischia infatti di mettere in difficoltà molte amministrazioni comunali che avevano programmato gli interventi. Non si può tornare indietro, continua la Pavanello, perché significa togliere risorse alla riqualificazione di zone degradate. L'ANCI Veneto si appella ai parlamentari veneti perché intervengano e intende avviare un dialogo ed organizzare un incontro con i sindaci per trovare una posizione condivisa. Più attendista al momento il governatore del Veneto Zaia. Si legge dell'incostituzionalità, si dice che il congelamento, e da quello che ho letto anche dalle dichiarazioni di esponenti del governo, è solo un rimandare al 2020 il finanziamento. Il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma. Dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria e poi infine c'erano 96 comuni. È pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni. Definisce invece molto grave questo congelamento Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana. Perdiamo tanti soldi che già, almeno per la città di Treviso, mi pare erano già destinati, c'era già una pianificazione dei progetti e di tutto quello che poi sarebbe seguito. Si progetta, si pianifica e poi salta tutto. Non si può continuare così, credo che una mobilitazione ci sarà. 14 milioni di euro i soldi che Treviso avrebbe voluto investire per la riqualificazione di Santa Maria del Rovere e Selvana, progetti che ora rischiano di finire chiusi in un cassetto. Ovviamente non posso essere soddisfatto di questo emendamento perché di fatto penalizza Treviso. Conte, che ha già preso contatti con i colleghi di Verona e Vicenza e che si dice pronto a farsi portavoce dei cittadini. Per far sì che attraverso anche i nostri parlamentari si possa sbloccare si possano sbloccare questi fondi. In tutta la faccenda Conte trova però un lato positivo. Se questo rinvio consente alle amministrazioni di poter agire e modificare i progetti, non nascondo che ne sarei felice, anche perché noi abbiamo ereditato una progettualità dalla precedente amministrazione che non ci convince. Questo accade a Treviso con i 14 milioni di euro congelati, ma ci sono tanti fondi anche congelati a Vicenza. Il governo rimette mano ai fondi del bando per le periferie, sarebbe incostituzionale e congela la seconda tranche per la creazione di un'eventuale cassa aperta a tutti gli 8.000 comuni. La decisione arriva con un provvedimento approvato il 7 agosto al Senato in attesa del via libera alla Camera a settembre, decisione che ha fatto salire i sindaci sulle barricate. Se fosse confermata, ma spero di no, sarebbe una pessima notizia. Pessima anche per il nuovo governo, perché fermare gli investimenti sulle periferie delle città e delle grandi città sarebbe un errore madornale. Noi i lavori li abbiamo già iniziati, non esiste che un governo si assumerebbe grandissime responsabilità anche d'ordine economico. Ne sa ben qualcosa l'ex primo cittadino del capoluogo Berico Achille Variati, che a suo tempo aveva acchiappato al volo l'occasione presentando un progetto per le periferie che addirittura si era classificato al 4° posto, superando anche grandi città. Potrebbe riguardare quei comuni che non hanno avviato i lavori o non hanno rispettato i termini contrattuali. Vicenza invece li ha rispettati finora alla lettera, tanto che molti lavori sono addirittura già iniziati, i progetti tutti approvati, e quindi io penso che Vicenza possa stare tranquilla, ma
La garanzia l'avremo ai primi di settembre, quando il provvedimento diventerà definitivo alla Camera. E mentre a Padova il sindaco Sergio Giordani ha scritto direttamente al Premier Conte ribadendo che non si possono toccare quei soldi per i finanziamenti, per i lavori già finanziati, si fanno i conti anche a Venezia con 17 milioni che spariscono e che sarebbero dovuti servire per numerose opere. Gli euro che erano stati stanziati a favore del nostro territorio, sia della città di Venezia ma anche della città metropolitana, erano di 55 milioni di euro, città metropolitana più privati, e a questi si devono sommare i soldi che invece erano stati assegnati alla città di Venezia, che erano 17 milioni di euro, per un totale di 72 milioni di euro. Questi sono della città di Venezia. 17 milioni che sarebbero dovuti servire a completare la cittadella della giustizia in Piazzale Roma in un progetto cofinanziato dal Ministero. Se il governo non farà marcia indietro, i cantieri si fermeranno. Non solo a Venezia, ma anche nei comuni che per la prima volta avevano potuto beneficiare dell'essere parte della città metropolitana, ricevendo 32 milioni di finanziamenti altrimenti riservati ai capoluoghi e destinati soprattutto alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Molti di questi soldi erano stati stanziati da 13 sindaci della città, perché questi 72 milioni corrispondono a un progetto fatto in comune da 13 sindaci metropolitani che hanno visto coinvolto per le rispettive amministrazioni 500.000 abitanti, ma nell'intero sistema della città metropolitana siamo circa 850.000. I fondi destinati al Comune di Venezia ammontavano invece a 40 milioni per numerosi progetti che la cittadinanza attendeva da tempo, dalla videosorveglianza nelle stazioni ferroviarie, fondamentale per i progetti dell'amministrazione sulla sicurezza, al recupero del sistema dei forti di Mestre. Voglio soffermarmi su questo e su questo, perché questi due interventi vanno a completare due parti della città. Il Casino di Venezia, dove sapete che questa amministrazione da subito ha provveduto a coprire il buco del lido proprio in prossimità della struttura stessa, ma soprattutto nel rifacimento anche del piazzale. Questo finanziamento serve proprio per completare una parte della città, una parte importante. E la stazione di Porto Marghera, punto nevralgico anche per il Mise. Lo stop allo sviluppo del territorio sarebbe dunque pressoché totale. Vista la gravità di quanto accaduto, annunciato dall'estero il sindaco Luigi Brugnaro, ho deciso di interrompere le mie ferie qualche giorno prima e di tornare in città già nei prossimi giorni per seguire la questione più da vicino, cercando un fronte comune con gli altri sindaci del territorio. La difesa degli interessi dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa, perché è a loro e solo a loro che dobbiamo rendere conto. Qui c'è bisogno di rilanciare un'economia, c'è bisogno di rilanciare il lavoro, c'è bisogno di rilanciare l'occupazione, e non è certo congelando fino al 2020, quindi non troveranno applicazione per il 2021, che si favorisce una ripresa pubblica. Allora alla cronaca torniamo a parlare del femminicidio di Cavarzere, perché domani sera proprio a Cavarzere alle 21 ci sarà una fiaccolata per ricordare la povera Mayla Beccarello, massacrata e uccisa di botte dal marito 35enne che si trova in carcere e che domani verrà sentito dal giudice. Sarà l'autopsia a ricostruire i minuti dell'indicibile crudeltà a cui è stata sottoposta Mayla Beccarello. Il suo corpo martoriato ha già parlato. La prima ispezione clinica ha detto che la 37enne è stata brutalmente uccisa a mani nude, che forse Mayla ha provato a difendersi, ma che la sua figura minuta è caduta sotto i colpi mortali sferrati dal marito. L'esame autoptico è stato fissato per lunedì prossimo. Domani in carcere Natalino Boscolo sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. Al suo fianco l'avvocato Andrea Zambon del Foro di Treviso. I capi di imputazione sono già stati formulati: omicidio volontario aggravato da futili motivi e da crudeltà nei confronti del coniuge. Boscolo stava finendo di scontare domiciliari la condanna a 1 anno e 8 mesi per tentata estorsione e violenza privata per questioni legate al passato. Il rapporto con Mayla sembrava buono, così dice pure chi ogni tanto a Cavarzere incrociava la coppia per strada. Sembrava, appunto, perché chi sapeva ha taciuto, chi ha visto sul volto di Mayla ecchimosi e ematomi ha creduto alle giustificazioni che la donna ormai usava da tempo per coprire la violenza del marito. Al pronto soccorso di Adria nell'ultimo anno sono registrati 5 accessi, ma a nessun medico la donna aveva riferito dei maltrattamenti.
L'ennesimo femminicidio in Veneto ha scosso di nuovo le coscienze, ma è ora di dire basta. Di Nicola Pellicani, parlamentare del PD, la proposta dal prefetto di Venezia di istituire un osservatorio sulle violenze di genere. Occorre un grande sforzo di prevenzione, cura e sostegno nella fase dell'accoglienza nei confronti di chi compie un atto di coraggio. Medici di primo soccorso, operatori e forze dell'ordine devono essere formati per leggere nel comportamento di una donna la violenza nascosta. E poi l'educazione alla cultura, del rispetto, a partire dalla scuola, con fondi destinati proprio ai più giovani, scrive la collega di partito Alessandra Moretti, mentre dal Movimento 5 Stelle la portavoce al Senato Vanini invita la Regione Veneto e il suo Presidente a dare chiaro l'indirizzo alle conferenze dei sindaci per l'istituzione di servizi reali nei comuni in coordinamento con le ASL, che il Ministero dell'Interno e le questure potenzino territorialmente gli uffici dedicati, che si realizzino nelle aree degli ospedali degli spazi dove le donne che si sono rivolte al pronto soccorso possano avere una prima accoglienza. A Cavarzere domani sera dalle 21 una fiaccolata per ricordare Mayla Beccarello e per riflettere sulle vittime di femminicidio. Una tragedia, un'altra, questa completamente diversa, una tragedia che sconvolge la Marca trevigiana, la vicenda della mamma di 39 anni morta qualche giorno dopo aver dato alla luce 5 gemellini. Un saluto semplice ma pieno d'amore, ciao Maria, e quella foto scattata quando la tragedia che ha colpito la loro famiglia non era neppure immaginabile. Fabio Piovesana ha affidato a quell'abbraccio postato su Facebook lo strazio in cui è piombato da ieri pomeriggio, quando la moglie Maria Buso, di 39 anni, è morta dopo aver dato alla luce, venerdì, 2 gemellini. Una gravidanza senza complicazioni. Per lunedì 6 agosto era programmato il cesareo, ma solo perché i 2 bimbi erano podalici. Venerdì la donna è però arrivata in ospedale con i primi sintomi del travaglio ed è stata operata d'urgenza. Tutto è filato liscio fino alla domenica mattina. Respirazione alterata, dolori, qualcosa a livello addominale non andava e il chirurgo ha deciso di operare. A seguito dell'intervento è stato riscontrato un quadro di necrosi di un'ansa intestinale e quindi un grave quadro addominale che poi ha portato allo shock settico. La signora nel 2009 aveva fatto un bypass gastrico in un altro ospedale. E questo probabilmente nel corso di una gravidanza in cui si modifica il quadro anatomico e a seguito di quello che può darsi che sia accaduto, è possibile che abbia ceduto il punto di minore resistenza dell'intestino, che era forse l'esito del bypass gastrico. Non una conseguenza del cesareo dunque, ma una tragica, imprevedibile concomitanza con un decorso rapido e inaspettato che ha lasciato sotto shock i familiari e gli stessi operatori sanitari di ostetricia e della rianimazione. Noi riteniamo che sia stato fatto tutto il possibile in questa situazione, che però è stata molto grave e che purtroppo ha portato all'esito della signora. Si pensa che gli operatori sanitari a volte siano abituati all'evento sfavorevole alla morte, in realtà non è così e tutti noi abbiamo vissuto questo evento in maniera molto sofferta e per cui abbiamo chiesto un incontro con lo psicologo e vediamo come riusciamo a superare anche noi questo momento complesso. Dalla direzione dell'ospedale e dai medici solidarietà e vicinanza alla famiglia di Maserada. Mamma Maria ha potuto tenere in braccio i suoi bambini solo poche ore prima che si consumasse il dramma. I suoi piccoli le sono stati accanto anche mentre si spegneva. Li abbiamo più volte portati giù e l'ultima volta sono stati portati ieri mattina entrambi i gemelli e sono stati lasciati con il papà e la nonna e messi a fianco alla mamma e li abbiamo lasciati un po' assieme, ecco, a vedere questo momento tra mamma e i bambini. Una vicenda terribile, adesso invece parliamo della gestione dei migranti con l'inchiesta della Procura a Padova che vede coinvolto anche il viceprefetto. Il viceprefetto vicario di Padova Pasquale Aversa e una ex funzionaria della prefettura sarebbero indagati dalla procura euganea nell'ambito di una inchiesta aperta per una serie di irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza dei rifugiati nel Padovano. Con i 2 dirigenti di Palazzo Santo Stefano sarebbero iscritti nel registro degli indagati anche i responsabili della cooperativa che gestisce tra gli altri i centri di accoglienza di Bagnoli e Cona. Le accuse vanno dalla turbata libertà degli incanti, cioè delle gare di appalto, la frode nelle forniture pubbliche, la truffa, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, l'induzione indebita, la rivelazione di segreto d'ufficio.
Le indagini vertono in particolare su 2 appalti per la gestione dell'accoglienza ai migranti del valore di circa 20 milioni di euro. Intanto una ventina di richiedenti asilo scatena una protesta davanti alla questura, stavolta siamo a Vicenza, per ottenere l'aria condizionata nel centro dove si trovano. Profughi è di scena la protesta. La manifestazione di una ventina di immigrati nigeriani alloggiati presso il Centro Culturale San Paolo di via Carducci e gestito dalla cooperativa COSEP davanti alla questura di Vicenza in viale Mazzini per chiedere di avere Sky per vedere le partite di calcio, oltre all'aria condizionata perché fa caldo e pasti più vari, scatena immediatamente la reazione del mondo politico. Dura in particolare quella della Lega attraverso le parole del segretario cittadino che stigmatizza così la situazione. È un atto di arroganza, uno schiaffo in faccia ai cittadini vicentini, veneti, italiani che sono veramente in difficoltà. Un atto di arroganza perché vanno in questura, protestano e pretendono ascolto, quello che i vicentini in difficoltà purtroppo non possono fare perché hanno molta più dignità dei richiedenti asilo. Queste persone invece devono ricordarsi che sono ospiti fino a quando non individueremo i veri clandestini e chi ha bisogno e saranno rimandati a casa. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi faremo il punto sul caso West Nile in Veneto. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale del Veneto e dunque un primo bilancio da parte della direzione prevenzione della regione sulla vicenda West Nile, l'infezione del virus della zanzara del Nilo. La direzione prevenzione ha emesso il bollettino per fare un primo punto della situazione. Ebbene, a tutto il 7 agosto i casi accertati in Veneto sono stati complessivamente 51 di infezioni West Nile, dei quali 32 in forme lievi e 10 neuroinvasive a diversi livelli di gravità. Purtroppo si registrano 2 decessi, i casi sono al momento 15 a Padova, 16 a Rovigo, 3 a Treviso, 7 a Venezia, 8 a Verona e 2 a Vicenza. Dunque Padova, la provincia più colpita, una Padova che ha registrato proprio ieri il suo primo decesso in provincia, che è anche il secondo in tutto il Veneto. Primo caso di decesso per puntura da zanzara West Nile nel Padovano, secondo in Veneto. A morire un 89enne di Este, Mario Lazzarini. L'anziano era stato contagiato nel giardino di casa, aveva presentato i classici sintomi, febbre, mal di testa e vomito. Quindi era stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia, dove dopo una serie di accertamenti la sua situazione clinica è però precipitata e Lazzarini è deceduto mercoledì mattina. Oltre al cordoglio della sindaca Roberta Gallana, il Comune e l'ULS ricordano che le situazioni di rischio sono molto rare e un'attenzione particolare va data alle fasce più fragili della popolazione, in particolare a danno delle persone immunodepresse. I comuni intervengono sulle aree verdi urbane di proprietà, ma ogni cittadino, ricorda la sindaca, deve impegnarsi a provvedere autonomamente nelle aree private, con particolare attenzione ai ristagni d'acqua. Allora parliamo della riforma della legittima difesa. Ieri in Commissione Giustizia al Senato, presieduta dal senatore leghista Andrea Ostellari, la prima audizione. Ascoltati tra gli altri 3 tra le vittime più note degli stessi assalti armati, costretti poi a subire un calvario giudiziario. Li vediamo in foto: Graziano Stacchio e Robertino Zancan, protagonisti loro malgrado della famigerata rapina di Nanto, e poi Franco Birolo, il tabaccaio di Corezzola, prima condannato in primo grado e poi assolto per aver ucciso il bandito che era entrato nel suo negozio. Allora sentiamo proprio le parole di Franco Birolo, che ha detto ieri in commissione al Senato chiuderà la sua attività a fine mese per paura, dice, ma anche per pagare gli avvocati che ha raccontato. La mia odissea non è finita. Io adesso a chi devo rivolgermi per avere un ristoro dei danni e le spese che ho sostenuto in questi anni? E ripeto, dopo 6 anni di calvario giudiziario, per me non è ancora finita, perché quasi sicuramente nei prossimi 10 anni i parenti prossimi possono chiedere un indennizzo in base a quanto deciso dalla Corte di Cassazione delle Sezioni Unite, che lega per analogia, sotto il punto di vista civile, l'articolo 2045 alla legittima difesa putativa. Quindi io sono il calvario mio dura ancora per 10 anni purtroppo. Alla fine del mese, il 26, io chiudo la mia attività, ho ceduto le licenze, questo per paura
che mi possa capitare nuovamente qualcosa di simile e soprattutto per finire di pagare l'avvocato che in questi anni ho sostenuto. Grazie. Dalle amare parole di Franco Birolo all'allerta maltempo nel tardo pomeriggio di oggi, ma soprattutto domani saranno possibili, dice il centro previsionale della Protezione Civile del Veneto, rovesci temporaleschi con probabilità di fenomeni anche molto intensi. La fase di instabilità si protrarrà sino alle prime ore di sabato, quando non sono esclusi fenomeni anche intensi ma con minore probabilità. Viste dunque le previsioni meteorologiche, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione valido sino alla mezzanotte di sabato per possibili problemi idrogeologici che potrebbero verificarsi nei bacini idrografici del territorio regionale. Un maltempo dunque previsto a macchia di leopardo in Veneto nelle prossime ore, che però non spaventa chi è già pronto ad assistere a una delle notti più magiche dell'estate, ovvero la notte di San Lorenzo. Con occhi incantati e con il naso all'insù. 10 agosto, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, serata attesa per affidare al cosmo i nostri desideri. E quale finestra più propria dei colli euganei per godere la gioia di quei puntini luminosi nel cielo nero? Tanti gli appuntamenti in luoghi storici, dal castello del Cataio di Battaglia Terme, dove la caccia alle stelle sarà guidata da un astronoma, a Villa dei Vescovi, siamo a Luvigliano di Torreglia, dove sono previste visite guidate per grandi e piccini a lume di candela. Molti parchi che si stanno preparando per l'occasione ad accogliere cacciatori di stelle armati di tappetino, repellente, spray per gli insetti, la prosaica raccomandazione. A Montegrotto, concerto in Villa Draghi, a Monselice di scena un aperitivo stellare, stesi sul prato anche gli osservatori che sceglieranno il planetario di Padova che dal parco dell'ex macello, guidati le stelle, e potranno usare anche il telescopio. Strumenti, ma anche e soprattutto desiderio. Lo diceva niente meno che Galileo Galilei. Non basta guardare, occorre guardare con gli occhi che vogliono vedere. Un in bocca al lupo allora agli osservatori e agli appassionati. Noi ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati con il meteo di Antenna 3. Qualche temporale in più oggi sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. In Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle aree pianeggianti limitrofe. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori al mattino, poi qualche temporale sarà possibile sui rilievi fin verso le medio-alte pianure. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 31 e 34 gradi. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino sarà instabile con qualche piovasco solamente sui settori alpini di confine, più asciutto e soleggiato invece altrove. Col passare delle ore peggiorerà ovunque con temporali in estensione un po' a tutta la regione. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi.